Il laboratorio di interventi di ricerca sociale dell'Università Cattolica ha proposto una riflessione sulla valutazione universitaria, invitando in Cattolica ed esperti e rappresentanti del mondo socio-economico bresciano. Andiamo a vedere questo servizio. Dottor Vergani, qual è la criticità dei rapporti di valutazione per quanto riguarda il tema della formazione universitaria? Io credo che le criticità siano da un lato le criticità che qualunque soggetto che fa valutazione deve affrontare, con un'attenzione particolare perché l'università è un mondo molto particolare e quello che esce dall'applicazione di sistemi di valutazione ha delle ricadute importanti non solo sugli addetti ai lavori ma anche poi sulle decisioni che le famiglie e le persone prendono. Quindi certamente della strada è stata fatta, ancora parecchio rimane da fare anche perché le situazioni dentro il sistema universitario italiano sono molto diversificate, molto articolate e quindi di questo credo che si debba tener conto. Signor Gialtieri, quali sono le caratteristiche che le aziende richiedono ai laureati italiani oggi? In questi anni il mondo del lavoro e il lavoro è profondamente cambiato, significa che siamo in presenza di profonde trasformazioni e pertanto queste profonde trasformazioni hanno investito fino ad oggi il sistema produttivo italiano ma poco hanno investito l'università, cioè, chi esce dall'università non si trova poi a dover vedere applicato quello che ha imparato in università nelle aziende. Se recuperiamo questo aiutiamo le famiglie, aiutiamo il sistema, ma soprattutto quello che mi piace di più è che aiutiamo le persone a non trovarsi spaesate ma aver impiegato il proprio tempo e averlo speso bene. Dottor Giletti, quali sono le considerazioni dell'Osservatorio della Camera di Commercio in merito al tema della qualità dei laureati italiani? Sì, la Camera di Commercio e direi il sistema nazionale delle Camere di Commercio opera da anni una indagine che si chiama Excelsior ed è finalizzata a individuare i profili che le imprese intendono assumere nel corso dei singoli anni. Dobbiamo segnalare una crescita percentuale, ovviamente non in termini assoluti, delle richieste di titoli universitari, soprattutto per quanto riguarda il settore dei servizi alle imprese, laddove infatti viene richiesto maggiormente le lauree di indirizzo economico e giuridico e a seguire quelle di natura medica e paramedica. Dati più salienti mettono comunque in evidenza la necessità di fornire alle imprese professionalità altamente specializzate e soprattutto capaci di inserirsi sin da subito nel mondo del lavoro. Dottor Gaboardi, qual è l'importanza di una buona formazione universitaria dal punto di vista delle aziende? È essenziale. Noi viviamo di competitività e per raggiungere traguardi importanti a livello nazionale e mondiale abbiamo bisogno di innovazione, investendo in tecnologie ma investendo soprattutto in risorse umane. Riscontriamo con piacere che c'è un notevole recupero nell'ambito delle lauree scientifiche e anche di ingegneria, oltre ovviamente a economia e anche scienze umane per quanto riguarda la gestione del personale. Tre sono alla fine le tre parole magiche: primo competitività, secondo innovazione, merito. Questi tre approcci ci hanno consentito di sopravvivere nelle crisi ricorrenti e rappresentano un buon consiglio anche per l'università. Dalla Cattolica anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana come sempre il venerdì alle 20:25 su Teletutto e il sabato alle 13 su Brescia Telenord. Grazie per essere stati con noi.